16 dicembre 1989. Arturo Di Modica piazzò questa scultura interamente in bronzo, pesante 32 tonnellate, davanti alla borsa di New York Stock Exchange. Successe un disastro perché non era autorizzato, nessuno gli aveva dato il permesso, soprattutto i palazzi a fianco e le autorità comunali. E quindi successe che venne spostata questa statua e messa davanti al Bowling Green Park, in questa zona di New York. Ma la cosa particolare è che questo artista la realizzò totalmente a sue spese e soprattutto diventa un simbolo che sensibilizzò tantissimi newyorkesi, perché lui la fece nel 1989, la piazzò senza autorizzazione, semplicemente perché voleva sensibilizzare New York dopo la caduta del 1987 delle borse, e quindi di conseguenza divenne successivamente, il toro è un simbolo molto importante perché è legato al potere, alla forza, e di conseguenza divenne il punto d'incontro di molti newyorkesi che si presero cura di questa scultura e diventò il punto principale della forza newyorkese a livello economico. Quindi il toro, che rappresenta in questo ambito la forza economica, alla fine fece non soltanto scalpore, ma diventò talmente famoso che, come vedete, è pieno di gente che si fa le foto, turisti, ed è simbolo di New York, o perlomeno di Wall Street dal punto di vista economico.